Pacifista si denunzia da sei. Un pacifista contro sa fabbrica de Domus Noas, Antonello Reppetto, 61 anni, attivista de Carolo Forti, ad inviato a Riseru 2 litteras a su prefetti e a su questori de Castello, Giuliana Perrotta e Danilo Gagliardi, in cui si denunzia da sei. In i 2 litteras annunziat in una pariga de lineas s'idea sua de ponere in atto fainas de strobo pacificas contra sa fabbrica de bombas RVN Italia de Domus Noas. In questo stabilimento, in ultimi mesi, antifabbricavo ordignos che appustis in Giantibiao dell'aeroporto de su Masu e del su porto de Terranoa in Arabia Saudita. Questo secondo canto scritto in Sannotto de Sansa. Sa coscienza mia de cristiano, scrive del Reppetto, m'obbliga a fare una cosa. Su governo italiano è sta busendi de sa lei numero 185-90, chi narra da chi non si può intibendi armas ai nazioni in guerra. S'Arabia impera da questa bombas, due punti proas, finza se proschettotto contro sa civilis desamparaus. E sta ici, annunziando sa possibilità di non entrare a sa fabbrica, che s'attivista si denunzia da sei. Deo mi si ho denunziato a solo, però io da DPS su governo italiano de denunziai, che sta abusando de sa levo is armas. Totto se ligio in i giornalisi dei bombas gettadas in Yemen e dei civili mortos. Traballadoris a Tifras. Sa giunta regionale, bascio proponimento dell'assessore a suo traballo Virginia Mura, in concordo con gli assessori a Industria e Ambiente Maria Grazia Viras e Donatella Spano, ad approvare una delibera che pone di insicurezza i salari dei traballadoris de sa Tifras fino a sa capo de anno. Sa delibera approvata da sa giunta tenit in conto s'anticipata su 2015 de una scanto fainas già assinadas a sa Tifras po su 2016. Is obras che anta anticipadas stanno in corso corrispondenti a sudanti de 1,8 milioni di euro. Resursas postas a disponimento con dinai de s'assessorau a su traballo e che ad aviri sa smenguada po su matessidanti dei resursa finanziaries po su 2016. I fainas in chistioni pertoccant is cantieri comunalisi in sudanti necessario assegurai il livello de occupazioni. Saremar in salvo traballadoris. Sa giunta regionale ad approvare a Riseru sa delibera per in salvo ai traballadoris de sa Saremar SPA posta vendi. Sa misura de si posta in atto pochendin di un patrimonio de più de 3 milioni di euro su poi 2 anni su 2016-2017 de imperai sia per su personale che non desse impreato des amministratori no del su collegamento marittimo con is isuledas sia da poi misura de amparo del su personale de sa Saremar che possa data de su 31 de marzo 2016 ad aver madurau il requisito su posto pensionamento e chi per questo motivo non ad essi posto in tre schigosant de su codice di amparo sociali. In proso ant'assegurau is traballatori derivaus ponenti 350.000 euro su posta billa, s'avveriguada e su controllo dei fainas de servizio pubblico de navigada de e poi isuleddas, chi moi e totto funt assinendi posto tempus in treo de su contratto. Abusivismo in Sardigna. S'abusivismo è su problema che prus arruina sa Sardigna e in i bandas de commercio, turismo, trasportos e servizios duat uno stampo de 3 miliardus de euros. Sa denunzia lompide su presidente regionale de Confcommercio Agostino Ciccalò. Pustisi de sa conferenzia a suba de sa mobilidade nazionali. Legalidade mi fragidi. Est un problema chi d'ogni banda deppi da carai, annau Ciccalò, ca se offerdenti de concorrenzia disonesta che arruina da tutta s'economia. Su presidente de s'assozio ha presentato sul resurto de s'analisi fatta de Confcommercio rispetto a commenti personis sentinti i fenomeno criminalis. A su spriccolo antipicau partis e 1800 impresas. Su 68% dei intervistados isulanos ha declarau che proprio s'abusivismo esti, in custa topo i venditori abusivos, su problema per un anno contro a su 57% de s'arresto de Italia. Per su 47% dei imprenditori de s'isula, s'ultimo anno s'abusivismo s'est manniau e funt grecias e furas e iscoppias. Po combatti fenomeno criminalis, secondo s'analisi, po su 24% dei sardos toccat a traballare de prus con sa forza de ordini, in tammis chi su 65% reputa de importo chi ddoe sia appena de scontai segura.
A parri de su 79% dei operatori intervistaus, il livello de seguresa in s'ultimu annu funt abarrados sena mudongius, in tamis chi su 6% de su bì peus de antis. Puntarola a Rubiu, convegno in Sant'Antiogu. Sabudu 5 de Paschicedda, dei 10 a sa 1, in s'apposentu pro is convegnos de s'Albergu Solchi in Prazza Vertini in Santo Antiogu, doi dai unu convegno de informo pro cumbatti su puntarola a Rubiu. A Statopiu di Naranta, SOS Palm, sistema de cura e prebennida, a cura de su dottore agronomu Giorgi Falchi. A donnia professionista de sa banda, a s'acabu de sa dì de studiu, ant cunsinnare un attestato de partecipada a su cursu, po imparare su metodu SOS Palm in maniera professionale.